Siamo lungo il Viale dei Tramonti. È un viale chiamato così non perché è triste, ma perché è molto romantico. Pensate che il 21 giugno, con il tramonto del sole, proprio di fronte a me, i raggi vanno a colpire la porta del castelletto, illuminandolo in questo momento magico. Ma perché è proprio un posto magico e misterioso. Non perdetevelo. Credo che stiamo facendo 2 miei appartamenti, proprio lì giù. Questo posto del giardino è sicuramente molto romantico, ma anche il più antico del parco. Pensate che alle mie spalle parte un bosco di querce che un tempo era il primo labirinto, potremmo dire, dove sentieri tra le piante si snodano verso la prima parte del giardino, quella che vi accoglie quando arrivate. È un posto veramente particolare, è un posto dove perdersi e dove ritrovarsi.